Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Si apre anche questa giornata informativa di Telepadova 7 Gold con la nostra trasmissione di approfondimento. Anche quest'oggi 2 ospiti, mezz'ora ciascuno per approfondire appunto alcuni temi di attualità. Estrema attualità, anche se quello che andiamo a trattare con la nostra prima gradita ospite è un'attualità che si protrae nel tempo, perché è sempre purtroppo attuale l'argomento che andiamo a trattare, quello degli incidenti domestici e soprattutto della prevenzione. Buongiorno innanzitutto alla dottoressa Lorenza Gallo, ben trovata. Buongiorno a lei. Coordinatrice del programma regionale di prevenzione degli incidenti domestici e comunque direttore del servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda US 18 di Rovigo. Da Rovigo un progetto parte decisamente importante su questo tema, ancora 3 anni fa, giusto dottoressa? Sì, il progetto, diciamo, l'iniziativa che andiamo ad avviare in questi giorni è stato sperimentato nella nostra azienda e nell'azienda di Adria, nella provincia di Rovigo, già 3 anni fa. È un progetto molto così immediato che colpisce l'attenzione. L'anno scorso l'abbiamo esteso ad altre 8 aziende sanitarie, quest'anno in tutta la regione Veneto. Fa parte di un programma vasto che la regione Veneto porta avanti ormai da parecchi anni, proprio di prevenzione degli incidenti domestici. Questo in particolare è un'iniziativa che si svolge in cooperazione con gli ordini dei farmacisti di tutte le province del Veneto e il coinvolgimento di oltre 1200 farmacie. Si chiama Argento Attivo questa iniziativa? Si chiama Argento Attivo perché è proprio rivolto alle persone anziane, quindi argento per ricordare il colore dei capelli, però che devono essere ancora in attività perché la vita media si allunga e noi vogliamo viverla bene e in salute. Gli incidenti domestici sono una ancora delle cause purtroppo di incidentalità e di patologie, di conseguenze gravi e anche di morte che colpisce in particolare gli anziani. I target privilegiati della prevenzione sugli incidenti domestici sono proprio gli anziani e i bambini. Poi appunto avremo modo di sviluppare tutte e 2 le tematiche. Ecco, oltretutto partirei da un aspetto, visto che poi anche per ricordare appunto l'importanza di questa iniziativa ci torneremo più volte, spezzettiamo un po' il discorso per poter permettere un messaggio che torni anche nel corso di questa mezz'ora insieme. Dicevo, ci sono numeri tragicamente pesanti dell'incidenza degli incidenti domestici, scusi anche il bisticcio di parole. Sono dati pesanti, sono dati nazionali? Sì, sono dati nazionali che vengono rilevati dall'Istituto Superiore di Sanità, sono a livello appunto nazionale, che coinvolgono più ospedali sentinella, possiamo così dire. E ci siamo resi conto che la mortalità per incidente domestico, che è di circa 8.000 decessi all'anno, è maggiore di quella degli incidenti stradali, che sono circa 4.000 all'anno, ed è maggiore di quella degli incidenti sul lavoro, che è di circa 1.500-2.000 morti all'anno, per cui i numeri sono molto importanti. Ci dà dei numeri davvero elevati. Una domanda che però, al di là delle percentuali, chiedo anche in base alla sua lunga esperienza, quanto incida la disattenzione? Sono incidenti tutto sommato semplici nella loro banalità, molte volte, nella maggior parte dei casi? Infatti purtroppo è molto importante attirare l'attenzione sui comportamenti delle persone, perché sono quelli che determinano la maggior parte degli incidenti. Comportamenti sia degli anziani in questo particolare caso e comportamenti più che dei bambini, perché ovviamente fino ad una certa età non possiamo pretendere che i bambini capiscano, ma dei genitori, comportamenti che possono condurre o per mancanza di attenzione o per carenza magari di attenzione sempre anche negli elementi strutturali della casa, possono dare poi esito a problemi che possono portare a gravi patologie, a fratture e, come abbiamo detto, anche a decessi.
Per cui in particolare l'iniziativa che svolgiamo con gli ordini dei farmacisti, rivolta agli anziani, vuole attirare l'attenzione sui comportamenti. Come si svolge questa iniziativa? In collaborazione con gli ordini, appunto, e con tutte le oltre 1200 farmacie che partecipano, noi distribuiremo delle shopper, qui ne abbiamo appunto degli esempi. Sì. Benissimo. Queste shopper, che sono di vari colori anche per attirare l'attenzione delle persone, hanno poi delle microfigure dove ciascuna una figura diversa a seconda del sacchetto. È una figura anche diversa a seconda dei sacchetti e dei colori. Sono degli esempi che abbiamo ritenuto di portare, che descrivono quello che è il comportamento sbagliato e quello che è il comportamento corretto. Per esempio, adesso in questa qua, probabilmente non si vede, è molto piccolo, chi andrà in farmacia dal 10 di ottobre e che potrà chiedere al suo farmacista di avere queste, fino a che ce ne saranno, perché sono 600.000 in tutta la regione Veneto, sono un bel numero, però distribuite in tante farmacie. Potrà vedere appunto qual è il comportamento corretto, che poi decisamente tutti conoscono. Facciamo qualche esempio, ad esempio leggo io uno, sì, poi prego, fa altrettanto la dottoressa. Certo. Rendi la doccia più sicura con il tappeto antiscivolo e il maniglione al muro, c'è il disegno come non applicare appunto, come non andare sulla doccia sostanzialmente senza appoggi, Certo. e invece come va fatto e così via, insomma sono esempi. Il suo per esempio qual è? Questo è togli i tappeti dai luoghi di passaggio così eviti di inciappare e cadere, e anche il segnale della luce, accendere la luce quando di notte ci si alza, ma io conosco la casa e vado con la luce spenta per non svegliare, per non disturbare. Questo è un errore che poi può portare appunto a inciampo, a caduta e alle conseguenze che dicevamo. C'è un esempio proprio di pochissimi giorni fa, anche noi facciamo con la cronaca dei nostri notiziari, c'è stato purtroppo un incidente mortale gravissimo di questo tipo a Mestre, di un signore che di notte si è alzato, è scivolato sul tappeto e ha sfondato con la testa la vetrata, quindi rimanendo... Questo è un tipico incidente domestico, lì l'esito purtroppo è stato infausto. Se magari accendeva la luce, vedeva meglio il tappeto o altro. Poi c'è da tenere presente anche che gli anziani, a causa di patologie che già hanno, assumono farmaci che magari possono dare degli effetti collaterali, come per esempio se uno si alza in fretta di notte ha un'ipotensione, oppure altri farmaci che possono causare effetti non conosciuti, che quindi assommati ad alcuni comportamenti non corretti possono portare appunto a questi incidenti banali, ma magari dalle conseguenze molto gravi. Ai bambini che consigli vengono dati in particolare? Allora, i bambini chiaramente, soprattutto i bambini nei primi mesi, abbiamo iniziative che coinvolgono i genitori. I bambini piccolissimi sono chiaramente nelle mani dei genitori. Il primo consiglio che è indispensabile e inderogabile è di non abbandonarli mai, di non lasciarli mai da soli. Non lasciarli da soli nella vasca del bagnetto, non lasciarli da soli con il cane perché è buono, ma non ci si può mai fidare, anche se i cani appunto sono, io ne ho due dei cani, però attenzione agli animali. Attenzione nei primissimi mesi a non lasciare i bambini da soli sul fasciatoio, perché magari suona il telefono, la mamma si gira un attimo, lasciate suonare il telefono, però attenzione sul bambino. Quindi i comportamenti dei genitori. Questo viene anche, come dire, così un po' fatto presente ai genitori, sempre questo in tutta la regione del Veneto, con una semplice brochure che viene consegnata a tutti, anche questa magari la facciamo vedere, a tutti i genitori, sia all'atto della vaccinazione o in altre occasioni, anche addirittura in alcune ULSS nei servizi diciamo, ostetrico-ginecologici, quando i bambini
quando le mamme partoriscono. Questa è una piccola brochure che contiene consigli a vari mesi di età ed è anche in più lingue, per cui ormai viviamo in un mondo globalizzato, abbiamo scelto appunto di fare tradurre queste piccole frasi, anche qua messaggi molto sintetici, però che devono essere seguiti. Assolutamente diffusi anche, e anche questo punto opuscolo, come diceva, viene diffuso in queste... a tutte in più occasioni, anche con l'aiuto dei pediatri di libera scelta. Diciamo, ci sono le varie età, come dire, le questioni più frequenti che si possono verificare nelle età, delle singole età, quindi i consigli, pochi consigli per 0-6 mesi, via via, poi ci sono consigli da 6 a 12, perché ovviamente il bambino cambia e deve cambiare la casa con esso. Poi non parliamo di quando diventa più grande, che comincia a gattonare, che comincia ad avere la mobilità nell'ambito della casa, lì ancora più attenzione. Che approccio c'è a queste indicazioni? Nel senso, so tutto, non mi serve, oppure c'è attenzione che viene riposta anche al messaggio che viene fornito? No, direi che c'è molta attenzione. Peraltro su alcuni progetti abbiamo anche fatto una valutazione sull'apprendimento, diciamo così, dei genitori. Già molti genitori hanno un'elevata consapevolezza dei rischi correlati al bambino. Al bambino che nelle varie età appunto si muove, diventa più abile nel suo girovagare per la casa. Molti, dopo che hanno avuto alcuni consigli, soprattutto per un progetto, diciamo, che è un'altra fascia di età, addirittura hanno modificato la casa, hanno cambiato alcune situazioni della casa, per cui anche questo, insomma, siamo contenti che sia avvenuto, perché rappresenta anche lì un traguardo raggiunto, ecco, rispetto a questo. Una presa di coscienza, insomma. Una presa di coscienza di più di quello che già avevano, perché ovviamente chi ha bambini già ha gli occhi super aperti. Con questo hanno ancora di più la capacità di vedere i pericoli. Certamente. Altro intermezzo con i messaggi che troverete nelle farmacie venete nelle prossime settimane, quando appunto verranno distribuiti questi shopper, diciamo, dove le medicine saranno inserite. Argento Attivo è il progetto, e un altro dei messaggi è: per pulire i vetri o cambiare le tende chiedi aiuto, potresti perdere l'equilibrio. Anche questo è un altro degli incidenti domestici più consueti, purtroppo, che viene ripetuto, sì. Anche se sostanzialmente si dice, si tende a prestare attenzione, però effettivamente basta poco. Basta poco, e soprattutto per le persone anziane chiaramente c'è l'opportunità di farsi aiutare da chi è più giovane, e questo è importante. Ma anche se uno è giovane, diciamo che non ha, che quindi non ha magari le scarse abilità che può avere un anziano, però deve stare attento agli strumenti che utilizza, perché se si mette la sedia sopra il tavolo, vuol dire, ecco, che uno deve essere consapevole di quello che gli può succedere, perché ci devono essere degli strumenti idonei, delle scale che siano idonee, adesso sono in commercio tanti tipi di scale, quelle che non possono chiudersi mentre la persona è sopra, quelle che non possono scivolare, con dei piedi addirittura che possono aggrapparsi, quindi bisogna, quando si parla di incidenti domestici, bisogna essere un po' tra virgolette delle Cassandre, cioè vedere quello che magari può succedere. Quello è il segreto. È come quando si viaggia in macchina e si pensa a quello che fa la persona davanti, che può frenare improvvisamente, allora si deve mantenere la distanza di sicurezza. Il tipo di ragionamento un po' è quello. In macchina anni fa si andava senza cintura di sicurezza, adesso sono obbligatori come tante altre cose, ugualmente scale e altri strumenti. È fondamentale che siano aggiornati, siano
non dico 2.0 come si direbbe per il digitale, ma sostanzialmente attuali. Certo. 5 minuti, poco meno, alla fine di questa prima tranche insieme, le chiedo una parentesi legata all'organizzazione complessiva, diciamo, da parte appunto delle varie ULSS della Regione. Da questo punto di vista, ogni ULSS si organizza da sola o c'è, come ci spiegherà bene, una organizzazione complessiva per governare, diciamo, la prevenzione verso questi incidenti? C'è una organizzazione complessiva che viene data dal Dipartimento di Prevenzione regionale, che è appunto coordinato dalla dottoressa Russo, che ci dà la forza appunto di avere una diffusione capillare regionale, però seguendo un'unica strada. Ascolta questa unità centrale quelli che sono anche i messaggi che arrivano dalle ULSS? Certamente, sì, assolutamente, anche proprio questa è la forza di muoversi tutti insieme nella stessa direzione, quindi è, a mio parere, una buona organizzazione. Questo qua. E ad una volta appunto le regioni sono strutturate insieme in un piano nazionale? Sono strutturate insieme con modalità diverse. Perché appunto in Regione Veneto abbiamo scelto una strada appunto che è questa dei target, altre regioni si muovono diversamente, però c'è comunque una valutazione da parte del Ministero della Sanità che approva le varie progettazioni regionali. Ci accennava prima che a Rovigo e Adria, insomma, l'esperienza è cominciata già qualche anno fa, certo, in un certo modo. Da cosa è partita? Sì, l'esperienza legata a questa iniziativa è partita appunto proprio da una volontà dell'azienda sanitaria di sperimentare questo tipo di approccio, data dal fatto che ci si chiede sempre, ma gli anziani dove vanno, dove si possono incontrare? Perché per i bambini è relativamente più semplice, nel senso che ci sono varie occasioni opportune, le chiamiamo così, perché ci sono le vaccinazioni, ci sono le scuole che sono ben, diciamo, sappiamo bene dove sono gli indirizzi, ben organizzate, ben confinate. Ma per incontrare gli anziani dobbiamo chiederci dove sono gli anziani e quindi cercare di avere un link, tra virgolette, con loro nei luoghi dove, che sono frequentati dagli anziani. Pertanto abbiamo scelto appunto questa strada che ci sembra quella un po' più raggiungibile. Tutti gli anziani o i loro familiari, bene o male, vanno nelle farmacie. Nei nostri piccoli paesi sappiamo bene che il farmacista è uno degli elementi fondamentali della rete sociale che esiste. Anche a livello di fiducia verso la... Assolutamente, una volta che lo dice il farmacista, il medico e il farmacista sono sullo stesso livello nei paesi, nei nostri piccoli paesi, ma anche direi nelle città, bene o male, c'è sempre un rapporto di fiducia, infatti si va sempre in quella farmacia, si chiede al farmacista consiglio, per cui una volta che diciamo, il farmacista ha questa formula attiva, di consiglio attivo, sicuramente ci sarà un ascolto aumentato, insomma, da parte delle persone. E più attento. Più attento. Altro consiglio, sacchetto verde in questo caso, in giardino e in cantina tieni in ordine i tuoi attrezzi di lavoro. E qui c'è l'immagine di un rastrello, per esempio, o di una canna dell'acqua messe male a terra che potrebbero in qualche modo fare inciampare. Sì, anche questo appunto è un consiglio che va dato appunto soprattutto alle persone che hanno un piccolo giardino, una piccola, ma anche i nostri anziani, sempre nelle nostre campagne, che lavorano fino ad età avanzata, quindi l'attenzione va posta perché abbiamo visto e vediamo in più occasioni che ci sono incidenti che avvengono a causa di non disattenzione, ma diciamo poca considerazione, ma l'ho sempre lasciato lì l'attrezzo, il tubo dell'acqua è sempre rimasto lì, quindi c'è una consuetudine, un'abitudine che fa scivolare via, fa calare l'attenzione su alcune cose. Per cui il fatto di attirare invece l'attenzione su questo, magari di riporre gli attrezzi
nel loro posto, nel loro deposito o comunque in un posto che non sia lungo il passaggio. Il fatto di avere una manutenzione anche degli attrezzi, perché anche quello può contare, soprattutto quelli che magari taglia erba, le cose che succedono, anche purtroppo incidenti che gravi, perché magari la lama parte, perché magari non si è prestata attenzione, c'era non so, un altro attrezzo vicino, oppure piuttosto un ferro, piuttosto che può ritornare verso la persona e quindi ferirla gravemente anche. La costante è estrema attenzione. Da questo ripartiremo tra poco, la seconda parte di Sette in Punto insieme alla dottoressa Lorenza Gallo, qui a Telepadova. Tra poco. Nuovamente buona giornata con Sette in Punto, stiamo parlando del programma regionale Veneto di prevenzione degli incidenti domestici, lo stiamo facendo con la coordinatrice di questo programma, la dottoressa Lorenza Gallo. Abbiamo fatto molti esempi legati soprattutto agli anziani, parlato poco delle tematiche legate ai bambini, che non si circoscrivono unicamente a questa iniziativa, ma naturalmente ce ne sono diverse altre. Sì, infatti il target anziani è uno dei target molto importanti, ci sono anche molti materiali che forniamo per corsi, per badanti o per assistenti familiari. Il target bambini è altrettanto importante e qui oltre diciamo, a informazioni tramite queste brochure che dicevamo prima che vengono consegnate negli ambulatori vaccinali o dai pediatri o addirittura proprio nei corsi parto, c'è una formula che abbiamo già sperimentato negli anni precedenti e appunto che la Regione Veneto ci finanzia, quindi qui effettivamente dobbiamo ringraziare la dottoressa Russo, il dottor Mantoan e l'assessore Coletto che ci sostengono assolutamente in queste iniziative, che si chiama AFI Fiuta Pericolo, è un nome un po' di fantasia. Cosa significa? In cosa consiste? Allora, è un progetto che viene dedicato ai bambini delle scuole dell'infanzia. È un gioco. Affi è un cane che fiuta i pericoli. È un gioco nel quale durante appunto le ore di scuola dell'infanzia i bambini, ovviamente condotti dalle loro insegnanti, riescono a riconoscere i pericoli. C'è tutta una serie di tabellone con delle cartelle, delle varie come dire, strumenti insomma, che vengono utilizzati poi dagli insegnanti e questi bambini devono decidere se una cosa è buona o è cattiva, quindi ci sono per esempio dei cartoncini dove non so, è indicato una caramella, la caramella è buona fino ad un certo punto, mentre per esempio il ferro da stiro della mamma è diciamo cattivo, quindi capire in modo molto semplice qual è il pericolo. Allora a fianco delle cose buone viene messo il cane Affi Fiuta Pericolo. Dove c'è il cane vuol dire che il bambino può stare tranquillo e riconosce che quella è una cosa che non gli dà preoccupazione, mentre laddove appunto c'è il ferro da stiro piuttosto che magari le scale ripide piuttosto che altri pericoli che ci sono in casa, come abbiamo detto, è in grado di riconoscere giocando, apprendendo. L'apprendimento con il gioco è sempre quello più semplice, diciamo riesce a riconoscere il pericolo dalle cose che invece sono buone e normali. La formula del gioco insomma è quella che alla fine è una formula vincente. Poi ci sono anche ovviamente c'è un kit, una specie di valigia che si chiama valigia di Affi, dove ci sono tutta una serie di questi strumenti, ci sono anche delle istruzioni proprio per i genitori perché vengono coinvolti anche i genitori in questo gioco. Ed è piaciuto a tal punto che addirittura è iniziato così per scherzo, ma in una scuola i bambini hanno voluto prendersi
mentre facevano il gioco, un piccolo peluche del cane Affy, che quando giocava fisicamente era lì. E addirittura tutti lo volevano portare a casa, quindi se lo scambiavano, quindi era molto, molto simpatico. Però in questo modo gli resta molto impressa l'idea di quello che devono o non devono fare con il gioco. Sì. E quindi crescono avendo questa cosa che possono poi a loro volta da grandi portare avanti e instillare anche, oltre che a se stessi, insomma, anche nelle generazioni future, diciamo così. Perché tante volte i bambini stessi sono loro a in qualche modo svegliare i genitori che magari sono più disattenti su certe cose. Infatti una delle cose che viene segnalata è per esempio la borsa della mamma. Uno dei pericoli che viene segnalato è la borsa della mamma. E che pericolo c'è? Infatti la borsa della mamma che viene lasciata sullo sgabello in entrata. La borsa della mamma che è molto curiosa perché il bambino indaga, però può contenere delle medicine, dei piccoli oggetti, delle chiavi, tutto quello che magari un bambino di 2 o 3 anni può ingoiare, per esempio, e quindi quello è un assoluto pericolo. Allora è il bambino stesso che dice alla mamma: mamma, guarda che hai lasciato la borsa aperta, quindi diventa quasi un insegnamento che i bambini ribaltano sui genitori. Quindi anche lì è abbastanza simpatico e curioso. La tiratina d'orecchie, insomma, che ci vuole. Infatti. Ecco, poi i coltelli, tutte le cose che si trovano sparse nelle case, ma diciamo che la forza dell'abitudine non ti fa più vedere come pericolo, ma che sono invece per un bambino che circola in casa un oggetto di curiosità, però di pericolo. E quindi messaggi importanti, abbiamo detto, per anziani, per bambini, alla fine dovendo informare anziani e bambini serve a tutti, perché quindi anche le stesse persone appunto in età centrale hanno bisogno appunto di queste indicazioni, di questa soglia di attenzione alta. Assolutamente, infatti diciamo che bene o male da un punto di vista strutturale le nostre case sono abbastanza sicure, però perché non so, gli impianti elettrici ormai sono a norma, le caldaie sono a norma, però il fatto dell'attenzione non deve mai venire meno. Magari la terrazza di casa può avere non so, le ringhiere con le sbarre a distanza ravvicinata, ma se un genitore per caso mette un vaso di fiori vicino, il bambino si arrampica e non è la prima volta, anche lì purtroppo, che per lui è un gioco che può saltare. Quindi, oppure anche in casa, la cucina è tipico dei bambini aprire i cassetti in modo da fare una specie di scaletta per salire sulla parte più alta della cucina, laddove c'è di tutto e di più, o anche c'è il Luna Park degli attrezzi, o anche gli stessi fuochi, gli stessi fornelli, che anche lì attenzione per esempio a non avere mai i manici delle pentole verso l'esterno, perché il bambino si attacca a acqua bollente, olio bollente e chi più ne ha più ne metta. In assoluto. Dottoressa, siamo verso la conclusione, abbiamo un minuto per ricordare quindi allora dal 10 ottobre cosa succede, cosa si troveranno in farmacia dentro questi sacchetti. Allora, tutte le persone anziane e i loro familiari che andranno in farmacia, il farmacista consegnerà i farmaci usuali che vengono acquistati dentro queste shopper che praticamente contengono poi dei piccoli disegni e delle frasi con consigli brevi, sintetici ma essenziali sui comportamenti da tenere per evitare gli incidenti domestici. Argento Attivo, dunque il nome di questa iniziativa. Argento Attivo perché appunto argento dai capelli, il colore dei capelli degli anziani, e attivo perché vogliamo che comunque i nostri anziani continuino ad essere attivi. Felice di aver dato dunque questa informazione e grazie alla dottoressa Lorenza Gallo, che è coordinatrice del programma di prevenzione della Regione Veneto per agli incidenti domestici, e grazie per le sue informazioni. Insomma, grazie a voi, buona giornata. Buona giornata anche a voi, anche se tra poco 7 in punto continua con la seconda parte della nostra trasmissione.